Buonasera a tutti, siamo molto contenti di essere qua perché innanzitutto per gli ospiti che abbiamo tra di noi, e non è una cosa diciamo scontata perché sono personaggi, ciascuno nel proprio ambito e quindi è molto importante che diciamo, ci avviciniamo, ci conosciamo, ci interloquiamo perché appunto una volta, 10-20 anni fa, le aziende qua del Vicentino erano molto contente se esportavano in Germania, se esportavano in Francia, ma adesso non basta più. Il mondo si è ristretto e il mercato si è allargato. Quindi praticamente la Cina è il mercato più grande che abbiamo. E che facciamo? Andiamo là a fare le prove? Dobbiamo diciamo, partire con intelligenza e con i supporti giusti, e è quello che diciamo, questa sera ascolteremo. Volevo partire da questo dato statistico per dire che ma la Cina cos'è e cosa non è. Intanto io ho raccolto questi dati, ci sono 109 milioni classificati di persone come classe media, cioè che ha un patrimonio da 50 a 150 mila euro, mentre negli Stati Uniti sono solo 92 milioni, quindi la Cina sta superando in ricchezza anche gli Stati Uniti. E così per quanto riguarda i miliardari, che sono 596 miliardari in dollari naturalmente, rispetto ai 536 negli Stati Uniti. Ho portato la fonte perché non vorrei essere smentito e io riporto quello che ho visto. Di solito in Cina gli italiani, le nostre aziende qua della zona, si pongono come diciamo interlocutori che cercano di vendere. Una volta cercavano di acquistare prodotti per rivenderli qua. Adesso hanno capito, sono cambiate le condizioni, producono in Cina per vendere in Cina, e questo è quello che noi chiamiamo il mercato offline, cioè senza interlocuzione attraverso i siti web. Poi invece ci sono il mercato online che e abbiamo chiamato gli esperti, che dovrà essere affrontato con certi mezzi, molto diciamo non a cuor leggero, ma con certi mezzi. Non è difficile, ma non è neanche facile, non bisogna sbagliare mosse, no? Perché il mercato online? Perché abbiamo visto che anche in Italia il mercato dei prodotti online è cresciuto l'anno scorso del 16% e è arrivato a 16 miliardi di euro, quindi sono diciamo cifre molto importanti. La presenza di aziende che sono qua del Vicentino in Cina si è consolidata nel tempo. Per esempio Pedon mi racconterà, il signor Pedon, cosa sta facendo, cosa ha fatto e cosa continua a fare in Cina. È una presenza molto significativa. La Pietro Fiorentini, che penso che conoscete tutti, è un'azienda a livello internazionale, lavora nel settore di tutte diciamo, i dispositivi del gas e anche del petrolio, dalla estrazione, cioè subito dopo l'estrazione fino alla distribuzione. Un'azienda che forse non tutti conoscete, la RF System, è un'azienda medio-piccola forse, e sta facendo i suoi bei business in Cina con praticamente sono degli essiccatori a radiofrequenza
sia per quanto riguarda i prodotti per mangiare, il food, sia per quanto riguarda il tessile. La Nardi penso che la conoscete abbastanza, esporta in circa 80 paesi nel mondo e naturalmente anche in Cina. Cosa esporta? Esporta tutte le attrezzature del garden, del giardino. Quindi c'è già una presenza, questa io naturalmente chissà quante altre aziende della zona esportano in Cina, però queste sono le più significative. Mi scuso se non ho citato altre, ma solo perché non conosco direttamente cosa stanno facendo, e d'altra parte noi come mestiere cerchiamo di difendere la proprietà industriale registrando marchi, design e compagnia bella, e non possiamo sempre sapere tutto delle aziende. Quindi in sostanza, senza essere troppo lungo, io dico che il mercato cinese vale la pena di essere affrontato sia online sia offline, però è importante che sia affrontato con la giusta posizione, con le strutture adeguate, con le persone giuste e anche con le giuste precauzioni. Non si può vendere in Cina a cuor leggero, nel senso, perché poi succede le cose spiacevoli, ma mi hanno copiato, e perché, com'è, ma allora chi è che va a litigare lì, eccetera eccetera. No? Queste cose sono ricorrenti, se ne capitano ogni anno in numero abbastanza importante. Perché? Perché non c'è quell'attenzione che va data alle cose alla giusto. La cosa più importante è il proprio marchio. Se un'azienda viene privata dalla proprietà del proprio marchio, è come levare il vestito a qualcuno, praticamente si leva l'identità, no? E sono cose che succedono continuamente. E allora il fatto di registrare un marchio in Cina è importante, perché tra l'altro noi italiani abbiamo la grande fortuna da una parte e un po' di sfortuna dall'altra, che il sound, l'Italian sound, no? Cioè il suono della parola italiana, è molto apprezzato, piace, e allora se piace è una ragione in più per registrarlo. Quindi quando si decide di affrontare il mercato cinese, e forse ancora prima, conviene registrare il proprio marchio. Noi per esempio abbiamo visto, apro e chiudo, che chi registra i marchi a livello comunitario molto spesso, se l'Italian sounding funziona, è bello, viene fatto una registrazione in Cina direttamente da una persona. Sono 1 miliardo e 200 milioni, ci può essere sempre uno che è interessato a fare questa piccola azione non troppo corretta, no? Quindi è importante la registrazione, è importante la sorveglianza sia dei brevetti che anche del design, perché anche noi il design per cultura forse che deriva dal 500, dall'età d'oro eccetera, noi abbiamo le mani cosiddette pulite, no? E il nostro design viene molto apprezzato e quindi potrebbe anche essere copiato. Un'ultima cosa volevo dire, per quanto riguarda i brevetti, non c'è più? Ecco qua. Per quanto riguarda i brevetti, l'obiezione, siccome è una spesa, dice ma insomma io devo depositare un brevetto in Cina quando
non ho la sicurezza di avere un mercato, non ho un interlocutore, eccetera. Allora ho fatto uno schema, siccome mentre nei marchi il tempo c'è sempre, nel senso che se non te l'hanno copiato lo puoi registrare anche dopo 12 anni o 20 che tu usi il marchio, no? Per quanto riguarda il brevetto invece le cose sono diverse, perché la registrazione può essere fatta estesa con i diritti italiani fino a 12 mesi, a meno che non si fa una domanda internazionale che allunga a 30 mesi, quindi dà un anno e mezzo di respiro. Allora dico io, cari signori, utilizziamo questo anno e mezzo di tempo che abbiamo in più per individuare un partner cinese, per creare una joint venture, per trovare degli agenti capaci, eccetera, eccetera, in modo che poi allora, a ragion veduta, possiamo fare un deposito di un brevetto in Cina, richiamando la priorità italiana, cioè il diritto del primo deposito. Quindi ecco, chiudo per dire, bisogna andare in Cina perché non possiamo dimenticarci della Cina, perché il mercato è interessantissimo. Andiamoci con attenzione e prendendo le precauzioni che devono essere prese.